Dopo 2 anni di grossa crisi ripartiamo fortunatamente e speriamo appunto che sia un inizio, un fine anno tranquillo, sereno, senza mascherine, senza limitazioni e riusciamo di nuovo a impadronirci del nostro mestiere. È soddisfatto Franco Polato, presidente di Silb Fibe Confcommercio Metropolitana di Venezia e Rovigo, per la ripartenza delle discoteche e le attività del ballo dopo 2 anni di stop dovuti alla pandemia da Covid-19. In queste ore però scatta l'allarme feste abusive in vista del Capodanno e sul tema abusivismo Polato si sofferma. Il 25% delle attività hanno chiuso definitivamente. Un altro 15-20% è stato dato dall'abusivismo, per cui sono stati anni particolarmente difficili. Per quello che chiediamo a voce alta alle autorità competenti di vigilare in questo, perché dovremmo essere tutelati, insomma, come tutte le altre attività commerciali. Secondo Polato, abusivismo significa violazione della sicurezza, ma anche concorrenza sleale che si traduce in evasione fiscale. L'interesse generale della categoria è quella di superare l'amarezza del recente passato e guardare con ottimismo non solo al conto alla rovescia per San Silvestro e Capodanno, ma anche per tutto l'anno 2023, grazie alla ripresa dei flussi turistici che promette bene anche per la prossima stagione estiva. Abbiamo sempre detto che c'è un giorno ma c'è una notte, e la notte negli anni e nel tempo insomma ci hanno sempre distinto rispetto ad altre coste.